Siamo tornati su via Facciolati, dove oggi una delegazione del Movimento 5 Stelle, composta dal consigliere e capogruppo Simone Borile e dal portavoce al Senato Giovanni Endrizzi, hanno parlato con i cittadini riguardo all'ipotesi del passaggio della nuova linea del tram sulla via. Residenti e commercianti hanno presentato tutti i loro malumori e le loro preoccupazioni per questa nuova opera che potrebbe incidere negativamente sugli affari e sulla vita sociale del quartiere. È una follia modificare così drasticamente la viabilità in questa via. Il comune pensi prima a chiudere la partita sull'ospedale e poi presenti un piano alternativo al passaggio del tram su via Facciolati, così da non creare gli stessi danni fatti nel quartiere Guizza. Svicia Marciano News, Padova.